Allora sono con Lucas Sonorio. Lucas, stasera tripletta migliore della serata, però l'inizio della partita è stato un po' complicato. Ciao, buonasera a tutti. Credo che oggi non abbiamo entrato con l'atteggiamento giusto. Hemos lasciato molto taglio in nostra schiena e abbiamo lasciato 4 pali in porta molto clamorosa e così è difficile. Così dobbiamo migliorare questo e entrare nella partita non solo dopo di prendere 2 gol o 1 gol, entrare sempre con l'atteggiamento giusto e fare cosa bene. Sì, certamente un primo tempo abbastanza complicato, come hai detto tu, Valdagno, che ha concesso un pochino troppo e vai sotto 2-0, lì poi diventa abbastanza complicato poi ritornare sotto. C'era abbastanza riuscito Valdagno, poi c'è stato l'episodio a 4 minuti dalla fine, ma sicuramente da questo punto di vista è importantissimo l'atteggiamento dal primo minuto di gioco. Sì, quello abbiamo parlato a spogliatoio prima di entrare nella partita e non abbiamo fatto bene. Il primo 25 minuti erano stati molto scarsi da nostra parte e dobbiamo migliorare per forza, sennò domenica non va bene. E comunque è un Luca Sonorio che rimane sopra Alvarino in classifica marcatori, almeno per ora. E aspettiamo Bassano, vi state preparando particolarmente o è una partita, non sarà una partita come le altre, ma la preparazione, soprattutto come dicevi tu, l'atteggiamento. Sì, quello è un derby, noi sappiamo che dobbiamo entrare qua con tutte l'atteggiamento e credo che va a essere una bella partita qua al Pallolido.